Buonasera, buonasera e benvenuti alla giornata su questa benedetta questione delle carceri. Sembra a volte, avete sentito anche il ragionamento di Renzi, che si voglia ancora lì stare a discutere di chi è la colpa se le carceri sono piene, come se si desse per scontato, fatale, inevitabile che la disumanità delle nostre carceri ci venga imputata addirittura in Europa, che ha aperto una procedura contro di noi su questo punto e altre ne aprirà e soprattutto costringerà lo Stato italiano a rimborsare molti ex detenuti che vorranno fare ricorso alla Corte dei diritti umani. Allora, oggi c'è stato un importante incontro a Padova, dove c'è una cooperativa, la cooperativa Giotto, di cui abbiamo già parlato, fatta fra volontari esterni e detenuti del carcere di Padova. A questo incontro c'erano molte personalità, imprenditori, politici, eccetera. È intervenuta anche il ministro di Giustizia, di Grazia e Giustizia, Cancellieri, che proprio è tornata sul tema dell'amnistia e dell'indulto. Allora, sentiamo una dichiarazione della Cancellieri. Mi sembra di essermi espressa tante di quelle volte che non posso che ripetere che il Parlamento è sovrano e quindi chiaramente il Parlamento farà le sue scelte. Per quanto mi riguarda io non posso che auspicare che il messaggio del Capo dello Stato abbia quel giusto riscontro che merita. E però anche aggiunto non deve servire per Berlusconi. No, io non ho aggiunto nulla, io ho detto che sulla base delle precedenti esperienze, ma naturalmente essendo un atto che va in Parlamento è poi il Parlamento che valuterà quali sono i reati. E quindi non ho capito. Nel passato i reati finanziari non sono mai stati considerati, quindi è soltanto una manifestazione di esperienza vissuta, però chiaramente poi ritorno a ripetere perché io non scippo le prerogative del Parlamento, nonostante qualcuno lo pensi, non mi permetterei mai. Il tema dell'incontro di Padova era anche per via dell'esperienza, del retroterra dell'esperienza della cooperativa Giotto, era l'emergenza lavoro nelle carceri. Se ad esempio fosse questo uno dei temi che il Parlamento mette a fuoco, non sarebbe male se si tornasse a parlare di come si può aiutare anche a lavorare dietro le sbarre, a ritrovare un minimo di dignità, seguendo, attualizzando, attuando quel dettato costituzionale che parla appunto di rieducazione per il reo.